tutti noi ci ricorderemo, no? Quante problematiche abbiamo avuto nell'ultimo periodo, insomma, no? Atti di vandalismo, risse, atti di violenza, tutte cose che a noi erano assolutamente sconosciute. A Belluno eravamo sempre stati un'isola felice e che ora si sono verificate. E nel cercare di indagare come mai a Belluno fosse successo questo, scopriamo che in tutte le città italiane, in particolare in quelle più tranquille, si è verificato questo. È emersa una problematica che a questo punto deve essere presa in considerazione, deve essere presa, diciamo, in mano. Tra l'altro con delle caratteristiche anche molto particolari, molto precise. La prima ovviamente è che tutto questo è avvenuto dopo il Covid, dopo il lockdown. Un altro aspetto che è emerso e che ha preso tutti completamente in contropiede, perché nessuno avrebbe mai pensato o immaginato, è che per esempio c'è stato un disagio più diffuso, per esempio in quei ragazzi che sono nati qui da noi, che hanno sempre vissuto qua da noi, hanno sempre frequentato le nostre scuole, ma che sono figli di persone che invece sono immigrate qua. Mai avremmo immaginato di avere problemi di integrazione per persone che sono nate in Italia, perché non ne abbiamo mai avuti di questi problemi. Un atteggiamento errato, per esempio, è quello di sentire varie volte persone che dicono dobbiamo occuparci di questa persona perché questo è un cittadino di domani, parlando di una persona più piccola, dimenticandosi invece che la persona più piccola è un cittadino già oggi. E nel suo piccolo, in proporzione al suo ruolo, ha tutti i suoi diritti e ha già anche dei piccoli doveri. E io credo che se ci dimentichiamo di questo, già abbiamo sbagliato l'interpretazione del ruolo dei più piccoli nella nostra società. La seconda cosa che ho sempre sentito dire e che mi fa profondamente arrabbiare è che molto spesso con una grande superficialità, con una grande tranquillità e facilità, sento dire d'altronde i giovani di oggi non hanno più valori. Ritenere che i giovani non abbiano valori significa non essere riusciti a leggere la realtà. La realtà è che noi dobbiamo riallacciare i fili fra generazioni diverse perché abbiamo interrotto i contatti fra generazioni diverse. Questo forse è il problema ed essendo noi gli adulti forse la prima responsabilità spetta proprio a noi.